Nel frattempo, ecco, Gianmarco mi ha Allora, mandato anche del materiale e si no, è Gianluca, ricollegato. Ce Gianluca, l'ho. è importante che tu mandi l'articolo dove riferisce la notizia, dove si capisce che come dico io, più il video dove si vede che io frequento abitualmente, viaggio molto. Allora, se leggi, te la dice proprio nei pannelli delle comunicazioni dei treni, lo dice proprio chiaramente. In più il Vediamo video, se riusciamo a quello di Milano, zoomarlo. l'articolo di Milano Today che lo parla per la stazione di Milano, quella di Roma già sappiamo che è così, quindi anche Milano la stessa cosa. Però Ok. Questo, mi hai mandato due cose. Adesso le ho girate a Mesbet. Ecco, questo è uno che hai citato in alto destra. Mesbet sta provando anche a zoomarlo il pezzo. A zoomare la parte dove dice che non sono pannelli pubblicitari e quindi non ci sarebbe nessuna notizia, perché in un pannello pubblicitario uno può scrivere quello che vuole. Io nel 1993 sapevo che sarebbero comparse scritte Forza Italia con un bambino, preparatorie alla nascita di Forza Italia, ma quelli erano pannelli pubblicitari, non erano le annunciazioni dei treni. Che dice lì? Non vedo che piccolo. Questo sito fa difficoltà a zoomare, ma ci stiamo provando. Campagna di comunicazione lanciata da Netflix per sponsorizzare No. Free Blood Problem. Vabbè, la nuova serie fantastica. Però... Sì, questo è perché no, era quello che ti dicevo, che poi loro stessi nelle notizie mettono questa frase. Sì, questo no, è Milano quello Today. che lo abbiano messo non c'è dubbio, ma vedi però dove è comparso la scritta? Sì, ma era quello che dicevo prima, che avevate entrambe ragioni. Sì, ecco, questo è il monitor pubblicitario non che è c'è sulla stazione Termini. Non è il monitor pubblicitario, quello non Questo è il un altro monitor pubblicitario. pubblicitario della stazione Termini, esattamente Assolutamente no. Della stazione. Non vai nella stazione Termini da un sacco, vedi, questo è Milano. Da un sacco di tempo in effetti, però. Questo, vabbè, addirittura fanpage. L'ora dei treni. Ma scusa, ma perché non metti l'articolo? C'è scritto proprio. Ti ho mandato l'articolo di Milano Today, dove lo dice chiaramente. Abbiamo visto. L'abbiamo già visto, era quello. Allora, nel titolo c'è scritto, perché c'era la scritta siete insetti sui monitor delle stazioni di Milano, no, e sotto dice va bene proprio. Marco, ma è una grande trovata pubblicitaria, Cioè, non si può fare, è un servizio pubblico quello, non si può fare, sei proprio a digiuno di diritto, di logica. Cioè, allora io non lo so se tu lo fai apposta per farmi incazzare, o qualcuno ti paga per creare disinformazione e per addormentare la gente che ci vede. Io questo non lo so. Mi paga per creare disinformazione. No, tu però lo fai, non secondo me o lo fai per farmi che motivo c'è di arrabbiarti per una cosa del genere? Oppure lo fai perché qualcuno ti vuole che tu faccia ma che motivo c'è di arrabbiarsi per una cosa del genere, Gianmarco? Perché è evidente che non si può fare una alla volta. Allora, io voglio Gianmarco, ci hai mandato l'articolo e l'abbiamo fatto vedere. Io voglio che si stabilisca se la scritta è saltata fuori sui pannelli in cui devono stare scritti per una funzione pubblica all'orario dei treni, o se hanno utilizzato dei pannelli pubblicitari, perché in un caso non c'è la notizia. Allora, vediamo. Non c'è opinione, questo è un fatto. L'opinione si può avere nel dire che moriremo tutti domani, quella è un'opinione. Domani non moriremo tutti, quindi non è neanche quella un'opinione. Però su questa cosa, se mi ascolti, non c'è opinione. Io voglio che sia, se mi ascolti, ho ragione io, ho ragione lui. Però allora, siamo in diretta. A me mi interessa con voi. No, Gianluca, a me interessa. Allora, Gianluca, a me interessa perché io voglio capire con chi faccio questo genere di trasmissioni, perché dato che io non sto in Ucraina e so benissimo quello che faccio, voglio capire se magari un italiano che sta in Ucraina e che sempre più mi fa incazzare quando, non solo me, quando fa le sue produzioni. Guarda che io non sono in Ucraina. Bene, educata e a modo. Io non sono in Ucraina. Lo fa perché allora, magari qualcuno facciamo così. Allora, fermi tu, fermi tutti. No, allora, mutali tutti e due perché adesso parlo io. Adesso parlo io e vediamo poi la continuazione.